Oggi, 2 aprile, è la giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, istituita dall'Assemblea Generale dell'ONU. La ricorrenza richiama l'attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico. I disturbi dello spettro autistico sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzati da una compromissione qualitativa nelle aree dell'interazione sociale e della comunicazione, da modelli ripetitivi e stereotipati di comportamento, interessi e attività. I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. Sulla problematica e su cosa si fa nella nostra città in merito ascoltiamo Angelo Arrancatore dell'Associazione Vite Autismo. Oggi questa giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo, che viviamo in una fase delicata perché ovviamente la pandemia che già da un anno, ahimè, ci fa compagnia, rende proprio ancora più necessario accendere i riflettori su questo disturbo per ricordare quanto sia importante il supporto a noi famiglie che viviamo l'autismo, e non lo viviamo solo il 2 aprile, perché l'autismo è tutti i giorni e non è solo il 2 aprile. E l'autismo è fatto di vita quotidiana, è fatto di routine, di stanchezza e di paure che ovviamente il Covid ha accentuato. Questa emergenza sanitaria inoltre ci ha ricordato l'importanza della ricerca scientifica, l'importanza di avere il supporto della sanità, l'importanza di avere la presenza delle istituzioni e dei servizi. Ci ha fatto anche riflettere purtroppo sull'assenza di tante cose. Cosa manca ad Agrigento? Spesso ci viene chiesto questo. Penso che forse sia anche quello che manchi in altre parti della Sicilia, in altre parti d'Italia. Io da mamma di 18enne mi rendo conto che ciò che manca fondamentalmente è la consapevolezza che l'autismo non si ferma a 18 anni, e invece qui sembra che gli autistici compiuto il 18° anno di età e diventano dei fantasmi, e mancano delle strutture dedicate, e manca il nostro centro per l'autismo, a cui io faccio appello al nostro commissario straordinario, il commissario dell'Aste Zattia. Vorremmo un centro per l'autismo dedicato all'autismo ad Agrigento. Lo abbiamo a Menti, lo abbiamo a Canicattì, ma più spesso si è detto perché non averlo anche ad Agrigento. Ecco, questo è soprattutto quello che noi lamentiamo, e che io proprio mi sento di lamentare vivendo l'autismo soprattutto nella fase, ecco, adesso della maggiore età. Quindi che questa giornata mondiale dell'autismo sia un momento di consapevolezza e riflessione importante, che si sensibilizzi l'opinione pubblica, lo abbiamo sempre fatto. Quest'anno non ci saranno le solite manifestazioni di cui io in prima persona mi sono sempre fatta promotrice, soprattutto con i miei studenti del liceo Politi. Non avremo quello, non avremo le fiaccolate, però è importante che se ne parli e che se ne continui a parlare. Questo è quello che la giornata mondiale dell'autismo deve rappresentare: diffondere conoscenza, consapevolezza, combattere ogni forma di discriminazione e di stigmi sociali. Quindi ecco, che sia davvero la consapevolezza che l'autismo c'è, che le famiglie lo vivono sempre. La pandemia ci ha anche ovviamente fatti sentire ancora più soli e abbandonati. Fortunatamente è stata avviata già la campagna delle vaccinazioni per i nostri ragazzi, mio figlio è già stato vaccinato, sono in corso di altre vaccinazioni, adesso saranno vaccinate i caregiver, e questo ovviamente ci dà maggiore sicurezza, perché ovviamente ciò che ci ha preoccupato era il portare a scuola i nostri figli, portarli ai centri di riabilitazione e di terapia. Nonostante tutte le misure di sicurezza messe in atto, i nostri ragazzi non portano le mascherine, non comprendono la necessità dei dispositivi ovviamente da mettere in atto per contrastare l'emergenza. Vorrei ringraziare pubblicamente anche
il Comune di Agrigento, che ha risposto ad una nostra comunicazione ma anche ad un appello che ha fatto l'Anci Sicilia, per cui ci risulta che stasera il Palazzo di Città verrà illuminato di blu, e quindi sappiamo che questa è una tradizione, non che ecco, il blu faccia sparire l'illuminazione dei monumenti, ovviamente sono un segno, ecco, della presenza di tutti. La prossima settimana sarò promotrice di una serie di iniziative che porterò avanti in collaborazione con l'Arci di Agrigento, con cui ho sempre fatto col servizio di sociologia e i miei studenti del liceo politico. Poi ovviamente Arturo, a tutti, ecco, quelli che seguono TVA, noi avremo modo di far vedere. Saranno momenti che abbiamo deciso proprio di diffondere, non il 2 aprile, anche per, diciamo, la circostanza della festività pasquale, ma soprattutto, ecco, per dare questo messaggio che se ne parli, e che se ne parli ad aprile, a maggio, giugno e sempre. Quindi grazie a te sempre per l'attenzione che poni a questa nostra emergenza.